esigenza, Francesco Cherazzi deve ritornare a Macomer, dove lì è impegnato nella fiera del libro, e mi ha chiesto di fare un rapido intervento e io glielo consento. Francesco Cherazzi è editore della casa editrice Condaghes, e noi abbiamo due editori oggi, cioè oltre Papyrus anche Condaghes, quindi due editori, perché appunto la battaglia editoriale, secondo noi, secondo il movimento, è una battaglia, come dire, fondamentale, cioè gli strumenti non possono mancare in questa battaglia nella lingua sarda, per chi scrive, per chi pubblica, insomma i poeti, i romanzieri, ma anche i libri di testo per la scuola, insomma tutta una serie di cose. Prego Francisco. Grazie. Vedo, saluto a tutti, vedo perdono, ma devo tornare, ma come tengo rappresentata. Tocca pensare che sa mostra di Macumere che finito o è un'occasione importante pensa o fai dare del libro in sardo e l'altro dia abbiamo fatto un dibattito e confronto della letteratura corsa, non della letteratura corsa che sta scritta in corso, della letteratura sarda, non che la letteratura sarda è cosa scritta in sardo. C'è stato un bello dibattito, hanno visto chi sono scorso, tutti plus allenati da noi, mescamente possa parte e si scola. E a questo da tornare a tutti se finza sa chi ti andano, no, da già non dico, non ti devo ripetere. Insomma, io ho cominciato come editore sul 92, so dunque ho fatto questa esperienza a me. Quando ho cominciato lì a leggere 30 gimbe di su 52, una legge che vi ha operato 40 anni e tenia sinales de namoso e sesa via pezza e in su 98 estesia sa legge 22. Qual è la differenza di queste due leggi? Con 30 gimbe sa opera sa finanziata. Questo è un concetto importante. Con la legge 22 sa opera sa pubblicazione fatta dai editori sardi non fu più finanziata. Questo è cosa che si narra da un sostegno. E te vai a ragione. Compra da coppia e interviene in soscosto della materia prima di su vaperi e del suo servizio. Quindi si schicchi in Sardegna, su vaperi, costa giusto, su continente. Se legge 30 gimbe, attento un altro anno della legge e chi fatto essere fuori dalla Sardegna da che via la situazione della produzione del suo libro che via pago e finza fatta male come sos editore sardo potete vantare un catalogo che supera 6.000 libri e questo è documentato in un sito che si chiama www.editoriasarda.it e noi nella verità sono catalogati più di 8.500 libri però in circolazione sono stemmanti. Paga regioni in Italia come potete vantare un'editoria come te, sa nostra. Il rapporto sulla popolazione è grave. Abbadiando sul libro, si vede che este possa parte manna sul libro sardo su funti, sul libro di una nazione. Tiene esigenza di rappresentare l'identità di sarda e la lingua sarda, che è una parte fondamentale. Però, se uno legge sa 30 gimbe sa 22, sa lingua sarda non veste. Se legge 22, che quando è stessita, la comunità europea no, no, signori, il no che non anda bene. Io posso imprantare in tedesco o in inglese e se ha ragione mi potete comprare libri. Questo è